Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, sono su GP4, ultime 4 gare del 2008, per certi versi non vedo l'ora, anche perché dopo il 2008 forse riusciamo a fare dei flashback come andiamo e andare con le stagioni. Beh, chiamare qualche giro in meno, vediamo come fare, ho già in mente un qualcosa se dovesse crashare, cioè perché purtroppo le mod dall'88-97 mi crashano di più, e quindi devo trovare un modo diciamo per far andare tutto. Però qua ragazzi è un disastro, incidenti a Singapore, prima gara notturna della storia della Formula 1 se non erro, quindi pole per Hamilton che almeno fa tante pole, l'unica cosa, ma un come disastroso, parte ultimo. Ormai è un po' staccato la spina, sono sincero, questa stagione è veramente disastrosa. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Purtroppo una macchina che non va, io ho staccato la spina, sono fuori da tutto. Non ci stavo, io sono un professionista, 4 volte campione irridato, ma è così. Clutch out, we're Go, green. go. Beh, buona partenza. We've dropped out. You're in P. We're in 10th. Comunque incredibile Gigi Dropped Hamilton. into P. You're in 9th. Ninth Che position. fa il miglior pole man della stagione, ma solo quello. Il mondiale perso dall'altro anno a pari punti con Massa l'ha distrutto. Vediamo cosa combiniamo in gara. Comunque mi sembra molto cambiato Singa Power rispetto a com'è adesso, mi pare. Comunque c'è da dire che è riprodotto benissimo. 8th place. You're in 8th place. Vediamo cosa combino. Dopo un errore mi ha proprio distrutto la macchina. Non ho potuto fare niente. P7 now. P7. No. Che poi Singa Power è un circuito dove insomma ho fatto anche buoni risultati in carriera con altri giochi ovviamente. Questo è il primo anno, vediamo. Vorrei caro una vittoria di Gigi Hamilton. Benissimo, comunque le Ferrari sono partite bene a Melbourne, ottavo e 10° posto. No, oddio. Sorry Kimi. P6. We have P6. Ho ammazzato Kimi. Porca mia, scusa Kimi, non ho proprio le misure in sto tracciato che... Cioè ragazzi, Pippo si può portare veramente il secondo titolo consecutivo, ragazzi, Pippo Show, ragazzi. Mi ricorderò sempre uno striscione per... nel 2003, mi ricordo Milan-Ajax 3-2, non parliamo di calcio perché mi viene da piangere. Pippo come Maradona, che diciamo ha più significati, ecco. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Cerchiamo di fare un po' di allenamento per il prossimo anno. Però vediamo se dopo questo mondiale riesco a fare qualche mondiale retro. Sì, ho le mod dall'88-97. Vediamo se riesco a giocare senza aver troppi problemi di crash o crash. Lascio sempre a voi la scelta. Mi dispiace tantissimo per Icone, non ho fatto apposta, proprio non ho minimamente i tempi. Viene classificato come incidente di gara perché sono una pippa atroce. No, eccola là. Merda. E ciao. No, niente, non riesco a fare sto cacchio di 360. You've moved down into P20. Ciao. P20 now. Non ne gira una, signori, questa è la mia situazione. Ho staccato la spina, ho staccato letteralmente la spina. Non ci sta, ripeto che sono professionista, ma voglio pensare alla stagione prossima ormai. Ragazzi, siamo al Fuji, squalifica per una gara all'incidente di Raikkonen. Non ho parole, quindi partiamo ultimi in griglia, ma c'è una situazione disperata. Con Hamilton pure, Gigi scatenato. Noi siamo proprio nel baratro più totale, nel senso anche Briatore in una recente intervista ha affermato, ragazzi, ho capito quante volte è campione del mondo, ho capito che il mondiale è andato, però un po' di rispetto, perché comunque piglio 6 milioni di euro a gara, no scherzo, magari. Però insomma Briatore è incazzato, ha detto niente patata per un mese, quindi adesso il Cuba deve svegliarsi nonostante la squalifica. Per fortuna è solo una gara, però... Maroni, siamo al Fuji, gara che non conosco neanche tanto bene, diciamo che dopo abbiamo Shanghai e Brasile.
Sicuramente voglio provare a fare qualcosa là. Io riesco a fare tutto in un video perché vorrei togliermi via questa stagione orrenda che è proprio stata brutta fin dal principio. Fare magari 1 o 2 flashback e poi ripartire col 2009 per staccare un po'. Vediamo se è possibile, ragazzi. Mi scuso per una qualità video di guida non bellissima, ma ho perso molte motivazioni. Siamo troppo indietro e la macchina fa schifo. Se non è un problema mio, la macchina si spacca la sospensione, si spacca il motore, si spacca il cacchio. Cioè, mi sono rotto un po' i maroni. Vai, raga. Che strane gomme, che non mi ricordavo queste gomme. Vai. Comunque, la quarta gara che non posso qualificare, anche come squalifiche, ragazzi, un disastro. Clutch out, we're Vai. green. Andiamo a fare una gara, almeno di finire la gara, ecco. Comunque l'anno peggiore in assoluto è questo. P15. 8th place. You're in 8th place. Yellow flag, P7 yellow now. flag. P7. In testa alla corsa, Michael Schumacher. E che poi ste gare me ne ricordo anche poco. Quello è il problema. Fuori Vettel. Attenzione che Massa è messo non benissimo, è Pippo. Pippo vuole il secondo mondiale. Lo pretende Pippo. You've fallen into P7. Fantastic. P6. We have P6. Il problema è che dopo gli ultimi giri la macchina parte una scoppiata nera. C'è veramente una stagione disastrosa. Cioè non posso fare un mondiale dove le ultime curve, cioè gli ultimi giri praticamente le gomme sono finite, la macchina è deficiente. Cioè è frustrante, è frustrante. Guarda. Sorry. You have P5. P5. Cioè questo è dal primo minuto di sto mondiale non tengo sta fottutissima macchina. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Faste, no, lungo. 4th position. You're in 4th position. Mamma mia, comunque Gigi Hamilton scatenato adesso il signor Gigi Hamilton. Pensa se Gigi le vince tutte e vince il mondiale, rido. Ormai penso che quasi matematicamente sia impossibile, però. Ma Gigi ho notato che si sveglia sempre alle ultime gare. E ha fatto anche una buona rimonta. Ma sappiamo che la macchina esploderà praticamente negli ultimi giri. Bellissimo questa cosa. In testa alla corsa. Minchia Schumacher. Scusate. Finisce un altro giro, attenzione, forse problemi per Raikkonen, incredibile. Raikkonen saluta, siamo in zona podio. Però questo vuol dire che Pippo veramente lo può vincere il mondiale ancora, eh. Pippo vuole entrare nell'elite, questo è anche un problema perché la Ferrari comunque vuole veneziano per il 2010, ma o quantomeno questi sono i rumors. Però con un Massa così, cioè, la Ferrari non ha bisogno di cambiare, non ha bisogno del talentissimo che è poco talentissimo. Mamma mia, va la Massa, mamma mia, Pippo. Ragazzi, Pippo è veramente fenomenale. Super Fanta Pippo. Attenzione, che è successo? Ma vaffanculo, mi sono distratto con chi? Kubica, non ci credo. Ma vaffanculo, Massa, dai, però. Ma per guardare Kubica, mi è andata anche bene, mi è andata, però. Pippo ha perso posizione, mi dispiace, Fiori, cioè. No! La macchina già non è a posto, però cioè non posso vivere così, Fiori. Mi dispiace per Pippo, però, cioè, non è possibile.
Faccio fatica, raga, faccio vedere pazienza, mondiale così. Dopo tanti bei mondiali, vinti e persi, questo è proprio orrendo, anche proprio da un punto di vista anche di correttezza, sono sincero, proprio tutto male è andato. Fra un po' mi revocano la super licenza, secondo me. Siamo incredibilmente secondi, non so come. Ma non la tengo, non la tengo. Second place, you're in second place. Cioè non la tengo mai, P3. P3. Boh, queste ruote non me le ricordavo così in sta gara. Guarda che vado lungo. Second place, you're in second place. Boh. Ah, Gigione già in fuga. No. Mamma mia, Fernando Cume. Non c'è una curva che riesco a fare pulita, boh. Un mondiale bizzarro il mio. Devo frenare 6 ore prima, per forza non vinco una gara. A parte in Ungheria. Fastest di Roberto. Second place, you're in second place. You've dropped into P3. Niente. È disarmante. Second place. È disarmante. You're in second place. Non ho la tranquillità di niente, perché ogni curva sbando. È chiaro che prendo chiunque. Cioè, non voglio giustificarmi, però ragazzi, cioè, non è possibile avere una macchina così. Io capisco che è una merda, ma è veramente una roba inguardabile, inguidabile. Vabbè. Probabilmente mi beccherò penalità fino a Interlagos, perché... se saranno confermate, mi ho deciso di darmi queste penalità qua. E comunque, per quanto sia facile sorpassare per vincere, se parti ultimo o è una macchina fenomenale o io il circuito lo conosco perfettamente, o se non le dura. Qua sono secondo solo per la fortuna, cioè che sono successe un po' di cose un po' bizzarre, oserei dire. Sì, ma non è detto che finiamo secondi, perché ripeto, la macchina è un catorcio. È già arrivato Marcolino Webber. Io ogni curva non posso farla in pieno e devo sempre fare 1000 correzioni. Se vi sembra normale. A me non sembra molto normale, ma va bene. Tristezza infinita. Per una stagione, la prima, forse veramente deludente sia dal punto di vista prestazionale che dal punto di vista di correttezza. Tante squalifiche, primo anno, così tante. Mettiamoci la sfortuna di problemi meccanici, che anche a Spa, per esempio, in prima posizione, tranquillo, paf. Motore è andato, sospensione non mi ricordo dove. Problemi di affidabilità negli ultimi giri, non so in quante gare. Cioè, capisco tutto, però poi ti girano anche i maroni. Trulli, iBox. Abbiamo Weber vicinissimo. Comunque Gigi, ragazzi, complimenti a Gigi. Non può vincere il mondiale, ovviamente, però come sempre si sveglia alla fine.
Noi finiamo che stra indietro. Comunque Massa ha il mondiale veramente in mano, nonostante il contatto con me, ma devo dire che su Massa, quello con Kovalainen non ho scuse, con Massa mi ha distratto Kubica, non capivo chi cazzo era là in mezzo alla pista. Però prepariamoci alla double squalifica. Just 3 laps to go now. 3 laps. Quindi 0 qualifiche, 0 possibilità di aumentare i miei record, soprattutto in 2 gare favorevoli, Shanghai ma soprattutto Interlagos, ma d'altronde è giusto così. Dopo la canadata, dove ho tagliato l'ultima curva in maniera abbastanza plateale, mi sono beccato 3 squalifiche, 3 partenze all'ultimo posto consecutive. Stanno tanti ritiri, una sola vittoria. Il mondiale dei mondiali, in senso negativo però. Con una macchina impossibile da governare. Almeno per me. Per il Fernando Cume della Situa. Vediamo se riusciamo a rubacchiare un secondo posto. 2 laps left. Next time by will be your final Comunque lap. Glock si è piaciuto al secondo posto nella gara di Singapore. Kubica fuori dai punti con l'errore che ha fatto. Quindi per Massa, diciamo, cambia poco. Il mondiale ormai è quasi suo. Almeno quello sono come Interlagos, per quanto ho avuto un contatto con lui, almeno non ho, diciamo, creato danni. Però mi sto giocando anche la speranza del posto Ferrari nel 2010. E questo non mi piace. Jarno Trulli, fastest di Jarno. La Massa, nonostante la gara non ha punti, non perde punti né da Kubica né da Raikkonen, e a 2 gare dalla fine sta ipotecando. Gigi Hamilton invece sta salvando alla grande la season. This is your final lap of the race. Io, se voglio guadagnarmi la Ferrari nel 2010, devo fare il prossimo anno una stagione iper devastante, con una macchina che comunque magari potrà ricevere qualche sviluppo, ma mamma mia. No! Guarda, qua è Weber che mi colpisce, però maledetto Mark. You're in second place. Piquet dietro di me. C'ho qua, cazzo, lo davanti, cazzo ho fatto? Mamma mia, veramente sta salendo il finimondo. Deluso qua. Spero di non aver colpe qua, non lo so, non l'ho visto. Inizia l'ultimo giro ormai che per noi. Sarebbe bello 2 Renault sul podio, almeno quello. Grande Gigi Hamilton comunque, che va a vincere. Oh, è finita?
È finita quindi. Dai, un buon secondo posto, ma che lascia molte ombre. Ovviamente raga, squalifica per le 2 gare, il minimo. Dai. Grazie, Kubica in realtà è a meno 6 da Massa, però dov'è in vabbè, Kubica però ottavo. E niente, così, chiedo Venia, non so se mi prende qualche punto per il morale. Però peccato perché Shanghai e Interlagos sono le gare dove posso vincere se faccio una bella partenza, almeno terzo, quarto. Così è dura, però è giusto, faccio comunque errori su errori ed è il minimo sindacale. Comunque Massa, Gigi Hamilton scatenato, terza pole di fila. Noi qua è una gara iper favorevole, vediamo. Clutch out, we're green. Kubica ha solo 6 punti di ritardo. Bara! You've moved into Come è frenato You've davanti? moved down into P20 now. Ma adesso capite ragazzi, un altro stronzo li avvia, io no. Sì, fanculo a Okay, good job, mate. Vediamo. Really well done. That was a fantastic drive. Attenzione, oddio. Dov'è Pippo? Pippo dove cazzo sta? Pippo 12esimo, incredibile. Kubica, no fio, il mondiale riaperto all'ultima gara. Vince Piquet! Ma non può vincere Piquet. Ma dov'è anche Gigi fuori, cazzo? Ma non ci credo. Fio, ultima gara bellissima. Avete visto? Ecco. Arrivo, mi frena davanti, ritirato. Grazie. Ma è giusto. Allora, la squalifica me la tengo perché ho fatto errori anch'io, però siete stronzi. È ufficiale. Allora, manca l'ultima gara. 84 Kubica, 84 Massa. Massa 4 vittorie, Kubica 3. Quindi insomma a parità di punti vince il buon Pippo. Pippo la pole, prima pole stagionale, anche incredibile. Kubica parte indietro, ottavo addirittura con Massa primo. Il mondiale se lo può giocare Pippo, noi chiaramente ultimi per la squalifica e basta, insomma ha vinto Piquet. Ho le stesse vittorie di Piquet quest'anno, cioè veramente penso che la frittata è fatta, cioè. Meno male che non mi licenziano perché sono comunque il Cume con 4 titoli irridati, ma ragazzi non vinco più niente dal 1600 a.C. Crello. E cacchio, piove. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Don not parole, dov'è? Siamo di finire con dignità. Dopo raga pausa andiamo con le stagioni retro, riesco a farcela a costo di fare una gara 1000 volte. Clutch out, we're green. E dopo partiamo con le 1009. Ho bisogno di una pausa dal Cume. You're in. Tanto Pippo si porta a casa 2 titoli al Moved us up 99%. into P13. Kubica gran mondiale però di Roberto, You're in P11. Perché se adesso addirittura è Take it decimo P11. Roberto, crisi per Roberto, crisi per Roberto. Insomma, Massa anche una vittoria in più. Attenzione, qualcuno va fuori. Cova We're è in fuori. 10th position. Questa è una gara iper favorevole, ma il problema è che sono io che sono iper sfavorevole. Ho fatto malissimo, anche potuto fare qualche pole in più, veramente. Ho buttato via un mondiale, cioè non per vincerlo, ma per fare almeno qualcosa di più bello. Diciamo che dopo Spa, dopo quella merda di ritiro, per problemi al motore da primo in classifica, ho proprio staccato la spina. Cerchiamo di finire con dignità. You've Bella dropped lotta into con P10. Roberto. Roberto ha fatto il possibile, ma Massa vuole vincere in casa. Ma guarda che roba! Boh. Non riesco neanche a Interlagos a fare grandi cose per quella macchina mongola. Che bello. Ma Piquet che ha le stesse mie vittorie, una vergogna. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Il classico good pace. No. Pensa se Pippo sbaglia. Sarebbe... no, Pippo merita però, Ha fatto un mondiale sublime, chiude anche... Non aveva neanche una pole, prima pole all'ultima gara. Proprio Pippo... grande Pippo. Ferrari veramente va a vincere un altro mondiale. I costruttori, anche il costruttore era riaperto perché la Ferrari aveva solo un più 10, però così la Ferrari si porta a casa tutto, a stagione da incorniciare.
Raikkonen ha deluso nelle ultime gare, a parte il mio contatto, però Raikkonen non ha fatto benissimo, si è ritirato anche a Shanghai. Noi stagione dalle 1000 delusioni. Non si riesco a fare qualche punto in più della Toyota per i costruttori. Anche Piquet fuori dalla zona punti. Ma Piquet che vince a Shanghai, cioè storia. Okay, good pace. Carry on with the job you're Classico doing. God Pace come indiano. Attenzione Roberto. Non riusciamo a superare Bourdais. You're in ninth position. Bah. Mini contatto con Bourdais, cioè perché la macchina non sta in pista, sbanda continuamente. Comunque striscioni per il Cume, sei sempre il più grande. Però è chiaro che pesano molto. Non vinciamo niente se non sbaglio, 2004? 4 anni che non vinco un cazzo. Okay, good pace. Carry on with the job you're E doing. poi in carrozza verso il eroraccio di Roberto. Roberto è teso. No, Roberto va inculato male, Roberto però. Vabbè, Roberto è rotto. Eighth place. You're in 8th place. Roberto sbatte e lo prende in pieno. Vabbè, tanto Massa il mondiale aveva vinto ormai. We're down to 9th. No, questa stagione qua salviamo l'Ungheria e boh, non lo so. Mi ha superato anche Piquet. Sono di nuovo fuori dalla zona punti. Mamma mia. Finisce una stagione horror. 8th place. You're in 8th place. Che bello, siamo già a 6 secondi da Nicolino Heidfeld. Boom. Meno male che insomma l'incidente con Roberto non cambia niente per il mondiale, mi dispiace sicuramente, però Roberto ha sbandato e io da Pirla lo becco ovviamente. Dopo una stagione horror. Da vergogna, devo veramente ricaricare le batterie con le stagioni vecchie, dove non c'è il Cume ovviamente che parte dal 98 perché era Cume, parte dal 98 e vediamo di far vincere Senna. Vorrei far vincere Senna se possibile. Magari un mondiale a Jean-Alesi sarebbe storia. E vediamo, dopo mica Hakkinen, che è brutto non vederlo nell'Albo d'Oro. Magari nel 97 proverò il tutto per tutto. Con Michele Hakkinen. Neanche Interlagos, una macchina che è veramente un tir. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Massa vince un mondiale iper meritato. Io con tutte queste squalifiche è chiaro, perché se partivo qua, non dico metti no Paul con la macchina che ho, ma almeno un terzo posto sicuro potevo lottare per vincere, ma così. Così le dura.
Tracciato leggermente bagnato, ma quasi niente. Poi sta macchina ha problemi sul dritto, in curva sbanda. Anche Alonso ovviamente stradeluso per una macchina non competitiva. Meno male che almeno una vittoria ce l'ho fatta. Ho recuperato tanto qua. Ogni tanto si vedono barlumi di classe per un Cume che è al minimo storico. Pippo Show. Che Pippo. Secondo mondiale per Pippo. In Brasile, che bello. La torsida brasiliana in festa. Dopo Ayrton c'è Pippo, però non sappiamo quanti titoli possiamo portare ad Ayrton, vediamo. Poi recupero anche bene, ogni tanto il Cume torna. Adesso la macchina sbanda ovviamente perché mancano 2 giri, è normale. Mamma mia, no, che bello che ho finito questa stagione, non ce la facevo più, veramente era più uno stress che un divertimento. Just 3 laps to go now, 3 laps. Una bella lotta davanti, vediamo se riusciamo a rosicchiare in altra posizione. La Ferrari si piglia tutto alla fine. Che delusione. Neanche Interlagos a passo. Massa ha fatto il vuoto, ragazzi. Mamma mia, Pippo. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Scatenato Pipus, Barrichello. Mamma mia. Dai, manca una posizione, cazzo. Alla fine proprio ottavo. Questa livrea qua del mondo. Livrea stranissima di quell'anno dell'Honda. Ci prova. P7 now, P7. Bel sorpasso. E inizia l'ultimo giro. This is your final lap. Final lap. Ma va la You're Barrichello. falling down the field. That's us into P8 now. P7 now, P7. Comunque doppietta Ferrari, signori.
Sontuosa la Ferrari che chiude la grande. 2 volte campione del mondo, Super Pippo Massa. Per la Renault e il Fernando Cume, una stagione a dir poco agghiacciante. Non solo per i punti, ma anche per le squalifiche, gli incidenti, l'affidabilità, tutto quanto. E Massa è campione del mondo, Super Pippo Massa è campione del mondo per la seconda volta, complimenti a Pippo. Per noi almeno la soddisfazione di chiudere a punti l'ultima gara qui in Brasile. Mondiale horror per noi. Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Raga, finisce il mondiale. Grande Pippo che domina con 10 punti su Kubica. Raikkonen 78, Gigi Ridai 68 finisce bene, Heidel 63 gran mondiale, noi 52 punti con Alonso, disastro, Covarane 44, Timo Glock 41 molto bene, poi via via tutti gli altri. Costruttori, alla fine la Ferrari vince bene su BMW, che Ferrari tantissimi punti, noi chiudiamo malissimo, proprio 1, 2, 3 al quinto posto, one disaster. Il re delle vittorie è anche Pippo Massa, anche qua, quindi benissimo, noi una vittoria insieme a Piquet, lasciamo perdere, Ferrari domina le vittorie totali. Pole totale invece Super McLaren e Super GG Hamilton, noi incredibilmente secondi, pur abbiamo saltato 3, 4, 6 qualifiche, pure abbiamo fatto 3. Peccato, vabbè, alla fine il talento comandiano si è visto almeno qua. Su 18 gare una sola vittoria, disastro assoluto. 3 pole, 5 podi e 7 ritiri. Anche il prossimo lo siamo Renault e poi il 2010, non lo so, speriamo Ferrari, ma la vedo dura anche perché la storia dice questo per il momento. Massa, la Ferrari si porta a casa il 6º titolo costruttore del 98, pazzesco. E Pippo il secondo piloti, mamma, tanta Ferrari, tanta e tanta Ferrari. In realtà totali siamo ancora in testa, ma non è una grande consolazione. Schumi secondo, Alonso, Montoya e Barrichello 17, poi via via tutti gli altri. Pippo con 13 vittorie, ha vinto 2 mondiali, Hakkinen con 10 vittorie, 0, ma per il momento Hakkinen può ancora rifarsi. Ferrari domina con 78 su 51 McLaren, pole totali sempre siamo in vantaggio noi, quindi l'unica soddisfazione è questa. E qua addirittura Hamilton 12, ha messo benissimo, Pippo ne ha solo 7, ma pazzesco, Pippo con pochi risultati ha ben 2 mondiali vinti. Ferrari domina anche nelle pole, noi su 191 gare, 52 vittorie, 52 pole, 94 podi, ma anche 56 ritiri. Raga, sotto il comando veneziano, prossimo mondiale però è il 1988. Ciao!